avere successo in un mondo che non fa i conti subito. Adesso non so come chiamo a questo punto facciamo vedere subito. Sì, ecco, quello che volevo dire è che il parametro principale, come vi spiegavo da quando, è il costo, perché viviamo in una società che è basata su un'economia di mercato. Quindi finché il solare costa troppo non lo tocchiamo, quindi io sono un convinto sostenitore dell'energia solare, però sul tetto di casa mia non c'è un panello solare e non c'è perché costa troppo, perché non me lo posso permettere, essendo un precario della ricerca, non ho le risorse necessarie a dire va bene, allora adesso investo 20.000 euro e mi faccio un bellissimo tetto solare, costa ancora troppo, quindi vogliamo sviluppare una tecnologia tale che consenta di riempire il mondo di pannelli solari, nel nostro caso ci occupiamo di fotovoltaici, quindi energia distribuita, ce l'abbiamo tutti, il sole, mettiamo sopra casa nostra un bel pannello e facciamo l'energia elettrica che ci serve per casa. E l'idea è quella di capire se esiste in natura un sistema che converta l'energia solare e che la utilizzi, che costi poco, che non pesi molto, che copra grandi superfici. Pensarci bene c'è ed è la foglia degli alberi. La foglia degli alberi è un sistema, una cella elettrochimica, fotoelettrochimica, che trasforma l'energia solare in energia chimica, semplicemente per il fatto che l'albero non funziona a 220 volt, ma funziona con reazioni chimiche. Quindi trasforma l'energia in energia chimica che poi può essere utilizzata dall'albero per crescere. Ha un rendimento attorno al 5, 6, 7%, che è un rendimento assolutamente accettabile dal punto di vista energetico e copre grandi superfici in maniera molto semplice. Riusciamo a copiare questo sistema e a coprire enormi superfici di foglie artificiali che producano l'energia che ci serve? Secondo noi si può, e questa è una nanoforesta, una foresta di dimensioni nanometriche vista al microscopio elettronico, in cui degli elettrodi di pasta di titania, che è titania, ossido di titanio, è una specie di sabbia che si può ricavare assolutamente inerte, come la sabbia è fatta di silice, biossido di silicio, questo è il biossido di titanio. È una fibra. Ma in realtà sono dei nanocristalli piccolissimi, possono essere assemblati anche in forma di fibra. È una sabbia, un tipo di sabbia semplicemente anziché basata sul silicio, basata sul titanio. E il titanio ce n'è in grandissima abbondanza, è un materiale che si sintetizza senza alcun problema in quantità molto grandi. È depositata su un substrato in maniera da formare una specie di foresta, ma di dimensioni e spessori sottilissimi. Su questa foresta si deposita un colorante organico che è in grado di assorbire la luce e rendere l'energia all'elettrodo di titanio. Colorante organico cosa vuol dire? Vuol dire suppolimento, vuol dire suppolimentindo, vuol dire una qualsiasi sostanza che la natura ha scelto per assorbire la luce del sole. Ci sono già in natura, si possono anche sintetizzare perché siano più stabili, perché siano più efficienti, ma ne abbiamo una grandissima abbondanza. E per fare la cella basta mettere la nanoforesta di titania, in queste palline di colorante sopra, e schiacciarla tra due vetri con un liquido conduttore diretto, un liquido salino, una soluzione salina, che faccia passare la corrente dall'elettrodo all'altro. Il risultato è una piccola finestrella semitrasparente che trasforma la luce solare in corrente elettrica. Si può fare sul tavolo di una cucina o sul tavolo di un laboratorio senza particolari precauzioni. L'ho fatto fare a diversi ragazzi per master in energie rinnovabili, per tesi di laurea in fisica, di approfondito, ma è una cosa veramente di una semplicità estrema e può essere ripetuto anche su superfici flessibili, cosa che sanno bene i militari americani che subito sono messi a presentare la tecnologia fotovoltaica completamente autosufficiente.
possono utilizzare in tutte le nostre case come delle vetrate particolarmente belle. Toyota ha fatto la casa dei sogni con tecnologie di risparmio energetico e di produzione di energia che la rendono completamente autosufficiente, e ha fatto delle grandi vetrate di pannelli solari organici creati con la tecnologia che vi mostrerò tra poco. I giapponesi, essendo persone efficienti, hanno anche preparato un bellissimo gazebo completamente autoconsistente per manifestazioni come quella di oggi. Si può creare un gazebo con gabinetto di luci completamente e totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico. Dal punto di vista economico, come al solito, chi ne approfitta e chi ha meno soldi di noi. Qui a Cardiff, in Galles, tra l'altro una regione non molto più sviluppata di noi dal punto di vista economico, una nazione di indipendentisti, hanno appena aperto un anno fa, solstizio del 2007, una fabbrica per la produzione di celle organiche su larga scala, che verranno prodotte inizialmente per la loro indagine di mercato, è che inizialmente il settore più difficile è quello dei piccoli caricabatterie portatili, per cui avere il computer coperto di una cella fotovoltaica organica o il vestito fotovoltaico che alimenta il telefonino, e poi su tempi più lunghi produrranno anche le coperture per abitazioni o cose del genere. Volevo farvi vedere come è fatta la cella, non per dirvi che è una cosa complicata, ma per dirvi che sono due vetri con una pasta di titania colorata con un colorante. Questo è sintetizzato chimicamente, ma è semplicemente per ragioni di praticità. Nel laboratorio ce l'avevamo e l'abbiamo fatto. Le abbiamo fatte anche con succo di mirto e sempre con spirito indipendentista, un ricercatore di Agris, l'Agenzia Regionale Sarda, ci ha promesso la vite selvatica, che secondo lui offrirà un rendimento molto maggiore. Quindi ve lo potete passare. Questa è una cella che tira fuori qualche watt di energia e che può essere fatta su superfici arbitrariamente grandi e con colori a scelta. Io l'ho fatto di quel colore perché è rosso e assorbe tutta la luce solare, ma in realtà si può fare verde, gialla, di tutti i colori. Si può fare con l'arancio, in Sicilia? Si può fare con la melanzana, l'hanno fatto in Sicilia, si può fare con l'arancio. Adesso, se la metto al sole, dovrebbe esserci ora abbastanza sole. Il motorino, questo per intenderci è un motorino smontato da uno dei giochini solari preso smontato, quindi una cosa assolutamente standard, non è alta tecnologia, e abbiamo semplicemente connesso gli elettrodi di queste celle, due vetri con un colorante organico medio. Questo per dirvi che alta tecnologia non vuol dire necessariamente complicazioni, enormi investimenti iniziali, può voler dire anche tecnologia diffusa alla portata di tutti, anche di piccole e medie imprese, e per dirvi che tutto ciò che, ribadisco, investiamo oggi in queste tecnologie innovative che potrebbero abbassare il costo dell'energia solare di un fattore 10, ce lo ritroveremo moltiplicato 20, 30, 100 volte a 10-20 anni, quando l'energia solare sarà non più alternativa, ma soltanto rinnovabile. Alternativa sarà soltanto per quello che c'è da pensare. Grazie per la vostra attenzione.